Buonasera e ben chiatazza a Nobis. O Virgint chiacchierando con una maximulte per un totale di più di 4 milioni di euro de bande dall'antimonopolis a 4 società che operano sul mercato delle libere energie. La metà delle sanzioni è a carico di Furlan e Blue Energy, accusate di pochi e trasparenza in dei documenti contrattuali e pubblicitari. La società è da ora procede a un'analisi dei contenuti dal provvedimento adottato da autorità per valutare un'eventuale impugnazione. Le sigle sindacali di Cobas, USB e USI asclarissero i motivi che hanno sburtato a proclamare il sciopero generale di venerdì prossimo, quando tutti comparsa incroceranno i bracci. È preveduto anche un presidio in Plaza de Borsa Trieste des 30. Il sciopero dei sindacati autonomi alle quintri la spedizione delle armi in Ucraina e l'aumento delle spese militari, una scelta da ur dai sindacati che alla discapito dall'aumento delle spese sociali e dai salari impedente che il calpodaresse iesi la restaurazione destiale mobile. Secondo Sasha Colautti del USB, Danilo Antoni dai Cobas, Gurizze e Mario Verzegnassi di USI, in queste fasi alle servirebbe un reddito di base per tutti e la vera guerra di combatti è che dai morts sul lavoro. All'estate, dopo mettuto un focus sulla scuola, dulà che a servizi investimenti. Mobilitazione davanti dal CRO di Avian. Poi di 100 precari di ricerche hanno protestato queste mattine davanti dal centro di riferimento oncologico. A domande in la stabilizzazione del personale e prospettive di lavoro degnis e sul tema dei precari in sanità pubbliche l'intervenne Riccardi, il vicepresidente Regione, ha esprimuto solidarietà verso di che si tiatino in queste situazioni di vore, ma lancia un messaggio chiaro. La Regione non può fare nulla se le norme non vengono prime modificate a Roma. Secondo le cerimonie funebri che dopo di misdia attuali per pre Pierluigi Di Piazza, il plevan di Ciuian, fondatore del centro Balducci, sparito domenica passata a 74 anni. Une prime cerimonie in frazione di Puciui celebrate dall'arcivescovo di Udin, più di 1000 persone hanno renduto l'ultimo regalo a pre di piazza in occasione des esequis in tal suo paese di nascite, da spot de sepolture in tal cimiteri dal paese in bande dai genitori. Une cubie di Furlans on e femmine è state denunziate per estorsione dai carabinieri dopo aver cabolato un uomo a Cremone, richiappandolo in una videochat miece disvestita. Lo ricattavano per non pubblicare in rete il filmato domandando Bex. Al celebre il suo compleanno si inchiocche e dopo al mette in disordine in place 20 settembre e place Ellero dal Mila Pordenon. Le agenzie delle polizie locali sono arrivate a individuare un dai vandai che la notte tra il 15 e il 16 di Zenar ha pregiudicato un bar, bicicletti, veicoli, monopatins elettrici e la pista di Sgliccia. In gracis di un'osservazione minuziosa delle immagini delle telecamere con impostamenti e osservazioni delle zone, le agenzie sono arrivate a rimontare a qualche membro dal gruppo presente che sere. Alle venuto su c'è che un minore avesse chiappato due monopatins elettrici per dopo buttaio in te piste di glace, buttante a tiere une lastre in plexiglass in un bar, striscinante dai velocipedi sulla sede stradale, dando un'epidade a un veicolo. Sono in corsa certamente per rimontare a eventuali altri autori dai dams. Il Mont dal Sport Furlan all'è in Corot. Si è studiato queste mattine il professor Faustino Anzi, classe
1937, aliere di Timp Malata, aliere il Deanda, i preparadors athletics regionali, è un degli autori principali dal boom di diverse discipline e anche tanti campioni, senza dismenteare sia all'Udinese, in questo stadio 1986-87, 87-80 volte, dopo in tal gruppo tecnico di Lazzi, Triestine e Padue, om di scuole e di sport, all'era stato programmatore dal settore Salz de Nazional di Atletica Elisere. Tra i sei atleti si figurano anche Enzo Del Forno e Massimo Di Giorgio. Assessore a istruzione pubblica e a sport dal Comune di Udin in gli anni 2000, gli era stato anche presidente della sezione provinciale dell'Associazione Nazionale Athletics Olympics e Azzurri d'Italia, che all'era anche mo conseguir. Stelle di Arinte dai Conitant, che sportivo dirigente, all'era une memorie storiche autentiche dallo sport furlan. Roberto Corciulo, presidente di Mittelfest, all'estate nominato ufficialmente presidente della Fondazione Aquilee. Al succeda l'ambasciatore Antonio Zanardi Landi, che l'ha lasciata la incarica al 30 di settembre del 2020. La quarta per nomine di Corciulo gli era stata arrivata al principio aprile tra il Ministeri dei Bens e Attività Culturali e il presidente della Regione Federica da Urdes, de proposte dall'assessor competente Gibelli. Graziante per fiducia, Corciuolo l'ha sottolineato che il Consiglio di amministrazione avrà quella sfida di portare Aquilee in tal futuro. L'Unis, in tal Salon dal Popolo di Palazzo d'Aronco, sarà siglata la quarta per creazione di tavole distrettuali dal commercio, drecciata e costituzione dal distretto dal commercio di Udine. Tavole saranno chiamate rappresentanze dal mondo dal commercio, dall'artesanato e dell'agricoltura. A tal fine ascoltin l'assessor Maurizio Franz. Tutto è pronto per far nascere il distretto del commercio anche a Udine? Sì, voi avete approvato in giunta una lettera di intent che prevede una fase per dare l'avvio al distretto del commercio della città di Udine. I soggetti coinvolti saranno, oltre che l'Università di Udine, la Chiama di Commercio di Udine e Pordenone, tutte le associazioni di categorie, quindi Confcommercio, Confartigianato, CNA, Confesercenti e la Coldiretti e il DTED di Tavagnà, proprio perché abbiamo voglia di dare un supporto alle piccole imprese commerciali, ma anche artigianali, del turismo di servizi delle città di Udine, con una programmazione seria di progetti che riguardano il discorso infrastrutturale, quindi l'arredo urbano, il VERT, ma anche un discorso di tecnologie digitali, perché come bisogna che anche le nostre imprese si dotino di queste tecnologie e quindi che gli sia provveduto un supporto da parte del pubblico, anche non in termini economici, ma anche in termini di formazione del personale, che è altrettanto importante. E l'UNES venirà firmata che lettera di intento chi in comune a Udine da parte di tutti i soggetti che sono stati coinvolti. Cerimonia che stamattina al Liceo Stellini di Udine, dove è stata consegnata all'Istituto l'Arbul di Falcone, plante, simbolo di legalità e lotte smafis in tel trentennale dal Macalizzi che l'ha costata la vita al magistrato Falcone e Borsellino. In occasione a fevelà i studenti è stato anche il magistrato Fausto Cardella, ex stellinian, che si è interessato alle investigazioni dai delitti di mafie. E ieri queste le ultime notizie, si torna a Viodi con Gnovis, domani sera sempre a 9, manco il vince. Mandi.